Io la trovo un'aberrazione, una volontà di onnipotenza per cui si vuole dire io sono genitore a tutti i costi, anche quando la natura non me lo permetterebbe. Dovremmo continuare con buon senso a dire a queste persone lasciate perdere. L'appello è chiaro, fate un passo indietro. I destinatari due genitori dello stesso sesso che difficilmente accoglieranno l'invito. Viva il papà, certo, ma se i papà sono due, che succede? Risposta a una probabile causa in tribunale che potrebbe essere la prima di questo tipo in Veneto. A fare da apripista è stata la scorsa settimana la sentenza della Corte d'Appello di Trento che per la prima volta nel nostro paese afferma che due gemelli nati nell'ambito del progetto di genitorialità di una coppia gay hanno due padri. La battaglia che ora si sposta in Veneto è quella di Andrea e Francesco, coppia da 11 anni che da 10 convive nel Vicentino. Essendo vietata loro per legge l'adozione, nel 2013 sono volati in California per contattare una clinica dove è possibile effettuare la cosiddetta gravidanza per altri. Hanno conosciuto e scelto una donna che potesse fare da madre surrogata e nel 2014 è nata una bimba, la loro bimba, con la quale sono tornati in Italia. Paese però che riconosce soltanto uno dei due come genitori, il padre biologico, Andrea, togliendo a Francesco ogni diritto. I due ora sono decisi a chiedere al comune di residenza la trascrizione di entrambi i papà della piccola, altrimenti si rivolgeranno al loro legale per portare la vicenda davanti a un magistrato. Inevitabile che il caso facesse scoppiare le polemiche e il dibattito, dividendo anche la gente. Io non sono tanto d'accordo, comunque ognuno la pensa come vuole e il mondo è libero. No, la mamma fa la mamma, il padre fa il padre. Per me è giusto che possano fare come qualsiasi altro, insomma. Privare una di queste due figure della bellezza di avere un figlio, perché c'è una mamma che non ha un bambino, e un bambino della bellezza di avere dei genitori, papà e mamma, questa è veramente una cosa brutta. Il precedente della sentenza di Trento potrebbe pesare in futuro. Cosa accadrà in Veneto lo si vedrà nelle prossime settimane, mentre i sì e i no continuano a intrecciarsi tra cittadini e politica. Ognuno deve fare quello che vuole. No, non sono d'accordo, assolutamente, su questa cosa. Ecco, io credo che siano forzature che pagheremo e il primo a pagarle sarà quel bambino.